Ben ritrovati a una nuova puntata di Squadra che vince. Oggi una puntata speciale dedicata alle associazioni di categoria del nostro territorio, una puntata speciale anche sull'onda della settimana veronese della finanza, che ha dedicato un proprio appuntamento proprio alle associazioni di categoria e al loro ruolo nel territorio, nella società, nell'economia. Tra l'altro domani, giovedì 23 novembre, si tiene l'ultimo appuntamento di questa edizione 2023 della settimana veronese della finanza, e quindi vi invito poi a sintonizzarvi sui nostri canali per seguirla come sempre alle 18 in diretta e poi in replica alle 21. Ma vediamo ai temi, agli ospiti di oggi, con le interviste che abbiamo registrato nei nostri studi negli scorsi giorni, e partiamo con Alessandro Tosato di Lignum, consorzio del mobile di Verona, che con i suoi associati appunto porta avanti una lunga tradizione, quella del legno e del mobile nella provincia veronese. Allora sentiamo Tosato. Allora, situazione complicata per il mondo imprenditoriale in generale. Come sta il distretto del mobile e qual è il suo stato di salute? Allora, il distretto del mobile sta bene, nonostante appunto, come accennavi, un momento non facile, però devo dire che il distretto sta rispondendo bene. Sta rispondendo bene anche a livello di investimenti, chiaramente Industria 4.0 e tutto quello che ne consegue. Diciamo che noi come imprenditori avremo bisogno di più stabilità. Cioè, la stabilità chiaramente consente degli investimenti a medio e lungo termine, consente di fare un certo tipo di progettualità, cosa che onestamente in questo momento particolare del mercato non c'è. Dall'altra parte devo dire che la volontà e la resilienza delle nostre aziende è notevole e si fa notare positivamente, quindi tutto sommato devo dire dai, va bene. 2024, quindi diciamo c'è un po' di ottimismo all'orizzonte. Assolutamente sì, sia come settore, perché chiaramente la prospettiva è quella di trovare comunque un 2024 più stabile rispetto a quello che è stato il 2023, che è il 2023 e che è stato il 2022, perché non dimentichiamoci che il 2022, al di là del Covid, dopo c'è stato un 2022 con un'inflazione chiaramente molto altalenante che puntava verso l'alto, con dei costi, quelli sì, molto altalenanti e difficoltosi da gestire. Ciò nonostante il 2024 si presume essere un anno un po' più stabile, di stabilità, e di conseguenza questo conseguirà a poter fare programmi, diciamo, e progetti più a medio termine. Il secondo ospite che sentiamo oggi è Carlo Grossule, presidente del gruppo giovani di Apindustria Confimi Verona. Sentiamo. Allora, situazione mondiale, italiana e in particolare particolarmente difficile, e questo è un momento di incertezza per tutte le aziende, per tutte le imprese. Come lo sta vivendo il mondo veronese dal punto di vista del gruppo giovani di Apindustria Verona? Allora, sicuramente è un periodo che è caratterizzato da un po' dall'incertezza, soprattutto derivante dal mercato, soprattutto dell'investimento. Io rappresento il gruppo giovani di Apindustria e nella fattispecie nel mio lavoro prevalente di assemblaggi di macchinari per appunto conto terza industria, vediamo un netto calo dell'ordinativo dovuto soprattutto a questi tassi che la BCE ha continuato ad aumentare nell'ultimo anno, che hanno frenato assolutamente gli investimenti, nonostante ci fosse ancora Industria 4.0, Sabatini eccetera, tutte le cose che conosciamo già. Gli imprenditori, le imprese stanno investendo meno. Questa inflazione, anche l'inflazione è una cosa che ha caratterizzato molto il 2023, ha sicuramente portato un calo delle vendite dovuto chiaramente all'aumento dei prezzi, e per il futuro si prospettano sicuramente delle revisioni appunto di questi tassi da parte della BCE, o quantomeno si auspicano che ritornino a livelli almeno adeguati al mercato appunto europeo. Parliamo di Europa più che di Italia, perché appunto tutte queste decisioni vengono prese in Europa per poi ricadere sull'Italia. Speriamo appunto che venga rivista anche un po' per rilanciare il mercato, che negli ultimi mesi appunto ha subito una brusca frenata.
E a proposito di piccola e media industria, sentiamo anche Manfredi Ravetto, presidente di Confapi Verona, la Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata. Qual è la situazione delle imprese, visto il momento storico particolare e difficile anche che stiamo vivendo? La parola chiave di tante imprese è l'incertezza. Qual è il presente che appunto riguarda queste industrie? Purtroppo concordo con le sue parole, c'è un po' di incertezza. Confapi ha promosso un sondaggio a livello nazionale e dopo un primo semestre 2023 con dell'ottimismo, con dei segnali positivi, registriamo un secondo semestre non altrettanto positivo, ma soprattutto percepiamo della inquietudine da parte degli imprenditori per quanto riguarda il 2024. Il nostro centro studi ha azzardato una previsione di un PIL a più 0,4, quindi ancora più conservativo rispetto alle previsioni attualmente in circolazione. I fattori che determinano questo sono sostanzialmente due. Da un lato lo scenario di grave incertezza e addirittura di preoccupazione politica internazionale, quindi gli scenari di guerra che si sono anche moltiplicati nel corso del 2023. Dall'altro una serie di incrementi di costi veramente notevoli. Le imprese hanno dei costi aggiuntivi sia per finanziarsi, ma anche per approvvigionarsi, per semplicemente accendere la luce e pagare la corrente e via discorrendo. E questo quindi un po' il quadro, il polso della situazione di alcune delle principali associazioni di categoria veronesi. Per quanto riguarda la seconda parte di questa puntata invece ci sposteremo sul tema in particolare del turismo, un altro settore trainante per l'economia veronese, ma prima spazio alla pubblicità. Hey Siri, apri Radio Adige. E dicevamo in questa seconda parte della puntata di oggi spazio ai temi del turismo. E allora andiamo prima sul sito veroneconomia.it, dove vediamo questa notizia che racconta la giornata dell'assemblea, 48esima assemblea di Federalberghi Garda Veneto, una delle più importanti appunto associazioni di categoria anche qui del turismo, Lago di Garda, sponda veronese ovviamente. Il consueto appuntamento annuale dedicato ai soci di Federalberghi Garda Veneto ha richiamato 400 persone fra imprenditori, associati, autorità, forze dell'ordine, partner e stakeholder attorno al convegno Il turismo che vorrei, sui temi del grande turismo gardesano. Fra gli altri sono intervenuti Ivan De Beni, ovviamente presidente, che ha aperto la giornata dicendo che appunto l'assemblea rappresenta un'occasione per incontrare tutti gli operatori e fare il punto sulla stagione turistica, ma soprattutto analizzare le criticità e capire quale sarà il futuro del turismo. Come sta la destinazione? Questa è un po' la domanda da cui sono partiti gli interventi. Presenti fra gli altri la vicepresidente della regione Elisa De Berti, il presidente della provincia Flavio Pasini, il sindaco di Lazise Bergamini, la senatrice Maria Stella Gelmini, che è anche presidente della comunità del Garda, oltre agli altri interventi. Appunto ha detto la vicepresidente del Veneto che ha fatto il punto un po' sulle tante infrastrutture, anche essendo lei assessora alle infrastrutture, la ciclovia del Garda, il collegamento ferroviario in collaborazione con comuni e ferrovie dello Stato che stiamo studiando per collegare l'aeroporto Catullo alla città ma anche al Basso Lago. Questo ha detto
De Berti, e questo sicuramente uno dei temi caldi per quanto riguarda il turismo gardesano. Il presidente della provincia ha fatto anche, diciamo, un complimento al comparto, perché parla di segni distintivi, qualità e cortesia per l'accoglienza nella zona gardesana. E ancora la senatrice Gelmini, che ha ringraziato ovviamente Federalberghi Garda Veneto per l'invito, e ha detto: discutere oggi dei turismi del lago significa trattare della necessità di puntare sulla sostenibilità, ma anche un'adeguata promozione sul metodo di lavoro basato sul gioco di squadra, e quindi questi anche i temi fissati dalla presidente della comunità del Garda. E insomma tanti i temi affrontati, punti di vista, presente anche il direttore di Federalberghi Nazionale, ma abbiamo avuto qui in studio il direttore di Federalberghi Garda Veneto, Mattia Boschelli, che è stato intervistato dal nostro direttore Matteo Scolari. Allora lascio la parola al protagonista di oggi. Buonasera, bentornati e bentornate a Squadra che Vince, una puntata speciale che rientra nell'ambito della 19ª edizione della Settimana Veronese della Finanza. Siamo all'interno del mondo delle associazioni di categoria, in particolare ci spostiamo sulle sponde del lago di Garda per incontrare Federalberghi Garda Veneto, e do subito il benvenuto al direttore Mattia Boschelli. Bentornato, direttore. Ciao Matteo, grazie dell'invito. Questo format appunto cerca di far capire anche numericamente che tipo di economie si innestano nel nostro territorio. Parlando di turismo, Federalberghi Garda Veneto è la voce sicuramente più importante all'interno della nostra provincia per quanto riguarda il turismo del lago, e iniziamo subito dicendo che negli scorsi giorni si è svolta la 48esima assemblea, che sì, ha previsto anche, diciamo, un momento di riflessione. Vediamo la locandina che era stata proprio presentata prima di questo evento. Il turismo che vorrei si è svolto giovedì 16 novembre appunto all'Hotel Parchi del Garda, e si è parlato di alcuni temi assolutamente centrali, di attualità, perché come vedete affitti brevi, giovani lavoro, overtourism. Avete scelto di utilizzare il contenitore dell'assemblea per veicolare alcuni messaggi importanti. Sì Matteo, grazie, c'eri anche tu, sei stato con noi un coprotagonista di questo nostro momento, che è il più importante per il nostro sistema associativo. Ogni anno noi chiamiamo in adunata i nostri soci. Quest'anno, per l'occasione, visti i temi contingenti e tutto quello che sappiamo essere di critico e di costruttivo sul quale lavorarci, condividere insieme appunto questi temi che hai elencato, per un evento aperto a tutti. E c'è stata una buonissima partecipazione, infatti più di 400 persone, quindi non solo i soci ma anche i nostri partner, gli stakeholder del territorio, molti sindaci anche ci hanno fatto visita, hanno potuto in poche ore, perché poi era un convegno di 3 ore al mattino, sentire da voci, da fonti autorevoli, perché siamo andati a ricercare i vari esperti a caratura nazionale delle università, per appunto parlare di overtourism, quindi lavorare già sulla semantica delle parole, che sappiamo essere importantissima, qualche volta ce lo dimentichiamo, e capire che cosa significa affittanza breve, perché spesso si confonde con il bed and breakfast, che è passando poi in polemiche spesso anche inutili e un po' sterili, quando invece è possibile trovare una soluzione, come c'è in tutte le cose. Ricordiamo che c'è il sito internet federalberghigardaveneto.it, lo possiamo vedere di riferimento, insomma, per avere informazioni che riguardano l'associazione. E a proposito dell'associazione ricordiamo anche qualche numero, direttore, perché rappresentata è la voce di centinaia di aziende. Sì, grazie. Ad oggi siamo più di 400 aziende per 21.000 posti letto in un territorio molto vasto che è il Garda Veneto, quindi da Valeggio sul Mincio, Peschiera, Lazise, Bardolino, tutte
tutta la costa del lato veronese con Malcesine e l'entroterra fino a toccare Bussolengo, quindi anche i comuni di Affica, Vaion, Caprino, che sono in forte, diciamo, espansione turistica e anche molto tipica, perché sempre di più il turista, sai, guarda il lago ma con le spalle un po' al lago, perché abbiamo un territorio fantastico da scoprire, quindi con le varie attività outdoor di cui questi territori, insomma, sono ricchi. E tra poco vedremo anche qualche immagine di accompagnamento, così di copertura, splendide immagini che riguardano il nostro lago, il lago dei Veronesi, in parte, a dir la verità, anche dei bresciani e dei trentini, ma noi siamo molto cari alla nostra sponda veronese. Dicevamo, un lago che ha permesso a molte aziende storiche, vostre associate, di vivere, di dare opportunità di lavoro, però questo è un momento un po' particolare perché si parla tanto anche di infrastrutture necessarie, pensiamo al collettore, ma in generale si parla di sostenibilità. Il lago sta chiedendo maggiori attenzioni e Federalberghi su questo tenta di sensibilizzare non solo gli operatori ma anche i turisti. Beh, sai, questo è un nostro compito, tutelare il lago di Garda e il suo ecosistema, quindi già da molti anni collaboriamo con la TV, ad esempio, per dilazionare, per cercare di calare il più possibile le corse in modo adeguato, per dare una risposta ai turisti lasciando la loro macchina nei parcheggi degli hotel e cercando soprattutto un approccio un po' diverso alle cose, con una mobilità che passi anche dall'utilizzo della bicicletta, quindi ben vengono queste ciclo pedonali e poi, appunto, come si diceva prima, tutta l'attività outdoor, nella consapevolezza che poi la nostra categoria è chiamata in questo, anche perché è la fortuna di questa destinazione l'essere così capillari sul territorio, 400 aziende, ma con un turismo e con un'offerta turistica, così variegata ed eterogenea, in grado di intercettare qualsiasi tipo di turismo, quindi da quello più lento a quello più business, a quello che gli piace chiudersi in hotel nel silenzio, ad esempio, perché ci sono strutture anche così, strutture a 5 stelle invece extra lusso con ristorante Michelin, altre invece piccole locazioni turistiche magari sull'entroterra per cercare a conduzione familiare, che è un po' lo zoccolo duro, ed è stata anche la fortuna nei primi anni di questa destinazione, che continua ad esserlo, perché poco tempo fa, se posso Matteo rubo 30 secondi, si parlava di questo nuovo trend del lusso. Effettivamente sì, c'è, quindi è giusto che all'interno di una destinazione vi sia anche questo tipo di offerta, ma dall'altra parte vi è una crescita generale di tutta la qualità dell'offerta turistica, perché magari qualcuno anche dei nostri, appunto, pur avendo una struttura per dimensioni o non potendo costruire perché banalmente, tra virgolette sempre, è in centro storico, ma è andato a migliorare ancora di più la qualità della sua struttura e quindi il servizio, benché 2 stelle, benché 3 stelle, poi diventati in boutique hotel, e poi ognuno fa il proprio percorso, e questa è la nostra fortuna. La vostra presenza, diciamo, il contatto diretto con gli operatori del territorio vi permette di avere anche al vostro interno un osservatorio. Qui per esempio abbiamo su Verona Economia un articolo del 25 settembre scorso, c'è stato poi un ulteriore aggiornamento, comunque l'osservatorio del turismo proprio di Federalberghi Garda Veneto, che evidenzia diciamo l'andamento dei vari mesi, sia dal punto di vista delle presenze, dell'occupazione, il pernottamento medio, insomma davvero un termometro di ciò che accade dal punto di vista degli arrivi, delle presenze, dicevamo, ma anche un focus su gli eventi che ci sono. Insomma, è un bel monitor per avere dei dati. Sappiamo quanto i dati siano importanti oggigiorno. Grazie Matteo, lo è, ed è stato uno strumento fortemente voluto dal nostro sistema per poter comunicare in modo univoco come stesse effettivamente come la stagione va, come la stagione evolve. Quindi si basa sempre ogni mese con un comunicato stampa nell'andamento turistico del mese precedente, ma anche in chiave prospettica e basata anche sugli eventi, senza dimenticare il sentiment della categoria, che è importantissimo. Quindi per ogni singolo territorio siamo in grado di esprimere che cosa sta accadendo, quali sono i nuovi trend, e quindi un punto di vista più attuale possibile, perché nel turismo, tu ben sai, bisogna essere nel tempo delle cose.
Lo stesso osservatorio, tra l'altro, diceva che, e qui eravamo a fine giugno 2023, il mese di giugno era stato un po' un mese sottotono per vari motivi che adesso ci dirà il direttore. Per fortuna poi la stagione si è evoluta in meglio ed è durata tantissimo, quindi questi due fattori hanno permesso una risalita repentina con dei numeri finali piuttosto importanti. Ecco, dicevamo, non era iniziata proprio benissimo la stagione quest'anno. Corretto. Anzi, era partita in modo normale, diciamo, senza tutti quei record che invece erano stati la stagione precedente trasmessi e un po' viziati dal 2022, ma noi siamo sempre stati cauti in quella che è la nostra comunicazione, anche perché non si può sempre pensare di crescere, vero? Anzi, il difficile per chi pratica sport è anche sapersi confermare, no? E quindi sì, erano stati dei mesi un po' complicati, soprattutto giugno e la parte iniziale di luglio, anche se cala in modo abbastanza fisiologico, ma con qualche webinar, con qualche spunto anche di condivisione sulla corretta applicazione dei prezzi, che non dovrebbero andare mai oltre la qualità rapporto prezzo percepita dal cliente. Quando uno dice che c'era ad agosto lo sprizzometro, cioè non è il tema se sparo 11 euro è caro lo spritz, il tema è se per 11 euro è veramente buono quello spritz, e così anche una struttura. E devo dire, i nostri sono stati molto attenti in questo, tanto che un agosto all'85%, 88% di occupazione media generale, che non è presenze, perché poi quelle le vedremo alla fine dell'anno con l'Istat, e poi per concludere, appunto, come tu ci dicevi, un settembre e un ottobre, una buonissima stagione, anche lì siamo andati lunghi. Ci tengo a sottolineare, lo diciamo troppo spesso anche noi, troppo poco, siamo la destinazione la quale in Italia con la stagionalità turistica più lunga. È vero, perché questo fa contenti chiaramente i nostri imprenditori, i nostri amministratori, ma rende molto contenti i nostri dipendenti, perché hanno la possibilità di avere una stabilità del contratto che non è sì ancora stagionale, ma tende già a quello che è l'annualità, e quindi riesce ad essere con un appeal maggiore, migliore, un po' rispetto alle altre destinazioni, quindi bene così. Quando le cose vanno bene per una realtà solitamente si crea purtroppo anche un po' di invidia. Il lago di Garda è stato oggetto di molte invidie negli ultimi anni, che hanno generato anche delle fake news, delle notizie che hanno arrecato danno di immagine proprio alle nostre strutture, al nostro territorio. Anche per questo Federalberghi ha avuto un ruolo di protezione proprio delle aziende e del lago stesso, anche attraverso, diciamo, una collaborazione interessante. Qui facciamo vedere una notizia sempre su Verona Economia del 19 luglio, dove siete stati in visita a Monaco di Baviera nella nuova ambasciata gardesana. Grazie Gardasè, avete aperto questo presidio, diciamo, questo avamposto, per cercare di trasmettere una comunicazione corretta. Anche questo è fondamentale, no? Allora guarda, noi non pensiamo che gli altri siano invidiosi, però siamo consapevoli di essere attenzionati. Se siamo attenzionati significa che stiamo facendo molto bene. Sì. E quindi qualcuno magari ha preso quelle notizie legate al lago, alla siccità, a livello troppo basso. A livello troppo basso, per il quale noi non ci siamo mai nascosti, perché appunto, come dicevo prima, i numeri sono inconfutabili, però c'è modo di raccontare le cose, e anche e soprattutto quando vanno bene. Abbiamo stretto questa collaborazione con Gardasè Die, con il SEO che è Hubert Kibler. Lo vediamo qui nella foto, sì. Loro sono il primo portale di destinazione di informazione per il turismo tedesco in Italia, dedicato al lago di Garda, cioè parliamo più di 6 milioni di view, altrettanti contatti, e ci siamo ritrovati in questo perché vedere un po' bistrattato, cioè non trattato con le dovute cure, il nostro lago ci è dispiaciuto molto, e allora abbiamo aperto un punto stampa, come dicevi tu, a Monaco di Baviera, per trasmettere, fare da ponte a quelle che erano le news vere, bravissimo Matteo, vere. E quindi, sai, come dicevo prima,
essere nel tempo delle cose nel turismo oggi è fondamentale, e questo ci ha permesso di sistemare un po' queste comunicazioni che venivano fatte in pochissimo tempo. E nel modo giusto. Nel modo giusto. Immaginando un po' il futuro del territorio gardesano dal punto di vista chiaramente dell'attività ricettiva, ecco, Federalberghi che tipo di orizzonte si dà o riesce ad immaginare? Cosa vorreste che ci fosse nei prossimi anni affinché insomma il lago da una parte sia tutelato, dall'altra insomma le aziende possano anche continuare a crescere, sempre tenendo conto di una sostenibilità che, come dicevamo prima, insomma a 360 gradi, no? Sociale, ambientale ed economica, deve esserci per forza. Ma allora sai, quello che abbiamo sempre chiesto è comunque la possibilità di avere una stagione molto lunga, il più lunga possibile, per dare appunto garanzia ai nostri dipendenti di una stabilità maggiore del contratto, e quindi la spendibilità nei confronti degli istituti di credito, laddove necessario, ma anche e soprattutto la possibilità di migliorare le strutture, quindi con permessi a livello anche all'interno dei centri storici, chiaramente laddove possibile, e sull'esistente, valorizzandolo nell'ottica di un territorio comunque da preservare, quindi dove non vi è ancora molto spazio, no, per andare a costruire ex novo, e dall'altra parte un turismo più consapevole. Chiaramente sì, di massa a livello di numeri, però non di massa con dei picchi che comunque abbiamo visto, e quello sì diventa overtourism, andando a appunto diluire sempre di più questi flussi, anche perché si sta meglio, si riesce a viverlo di più, a goderlo ancora di più, e complice un po' ai noi il global warming, le stagioni si allungano, quindi gioco forza un po' questo accadrà. E dall'altra parte una maggiore consapevolezza del territorio, non solo gardesano ma anche veronese, tutto, dell'importanza del turismo nel Gardaveneto, e quindi anche delle aziende, delle associazioni, perché non ci siamo solo noi, c'è anche Assogarda Camping ad esempio, che fa grandissimi numeri a livello di presenze turistiche, e quindi essere un po' più ascoltate, coinvolte, essere un po' più nei tavoli centrali, ma a livello di iniziative, di indirizzo, come hai visto anche tu nel nostro convegno, in modo assolutamente autocritico e costruttivo. Assolutamente. E a proposito di convegno, avete anche invitato, diciamo, alcuni sindaci, alcune istituzioni della sponda bresciana. Prima scherzavamo un po' sulle varie appartenenze geografiche e anche trentine, per dire che comunque i temi che avete proposto al vostro convegno sono comuni anche per le altre diciamo provenienze e le altre diciamo sponde del lago di Garda, per cui bisogna vedere davvero e ragionare in tema di area vasta, non solo sponda veronese, sponda bresciana, sponda trentina, insomma bisogna cominciare davvero a guardare il lago dall'alto e in maniera organica. Beh, si sa, il punto di riferimento per noi dovrebbe un po' essere quella che è la comunità del Garda, no? Come è stato illustrato durante il nostro convegno, la comunità del Garda è sì comuni che toccano e si affacciano o limitrofi a questi del lago di Garda, ma anche le 4 città principali, no? Brescia, Mantova, Verona e Trento, quindi in una visione ancora più ampia, e va da sé con i vari collegamenti alle stazioni ferroviarie che si diceva prima, all'aeroporto stesso, appunto per offrire una migliore sistemazione per i turisti, un miglior biglietto da visita, e una piccola battaglia che la Federalberghi porta avanti da moltissimo tempo è quella legata alla tassa di soggiorno, che qualche volta viene utilizzata non per quello scopo, anche se tassa di scopo non è, però anche lì una maggiore consapevolezza. Ok, chiedo un qualcosa turista, ma dovrei altrettanto dare in termini di servizi, ponendomi sempre dall'altra parte, cioè cosa si aspetta un turista quando viene all'interno del
mio comune, così come all'interno del mio hotel, così come quando sale sul pullman, così come eccetera eccetera eccetera. C'è da dire davvero che Federalberghi, sollecitando anche i propri iscritti a mantenere un certo equilibrio, denota un senso di responsabilità molto alto, perché nel senso siete ben consapevoli che se così non fosse, se non ci fosse un equilibrio, poi ci sarebbe un effetto negativo poi per l'intero ecosistema gardesano. Sappiamo che ci sono altre mete anche al di fuori dei confini nazionali che stanno crescendo, certo. Quindi bisogna cercare anche di mantenere l'attrattività e diciamo in qualche modo l'accoglienza in maniera con degli standard elevati ma non edulcorati in qualche modo. Ma certo, no? Anzi, per ritornare un po' al passaggio di prima che mi chiedevi qual è la prossima Federalberghi, no? Fino al 2026. Beh, sicuramente un'associazione di categoria rivolta alla categoria che la rappresenta, ma aperta al territorio, appunto in chiave assertiva per sviluppare temi, idee, iniziative comune, perché non siamo tra di noi competitor, certo. Chiaramente lo siamo con queste nuove destinazioni o la riapertura dei flussi di quelle che erano state chiuse invece, no, nel pre-Covid, quindi bisogna confermarsi. Assolutamente, anche questo diceva, non è lei che è uomo di sport, insomma è stato a livello mondiale impegnato nello sport, il canottaggio, sa benissimo che a volte, come ha detto, confermarsi è a volte più difficile di raggiungere un obiettivo, e quindi speriamo e siamo sicuri che Federalberghi punterà a questo obiettivo. Poi sai, se posso Matteo, per noi è sempre più difficile, cioè l'abbiamo visto anche nel primissimo post-Covid, no? Sapersi riconfermare e anzi anticipare i desideri e le necessità delle aziende nei tempi delle aziende, e quindi va da sé che tutto prima magari erano con dei meccanismi un po' più lenti che invece noi abbiamo dovuto gioco forza, velocizzare e restare nel tempo delle cose. Ed è lì la sfida più importante. Chi mi dice che un'associazione di categoria non è sfidante, beh, se un giorno ci vuole far visita, ma così come tantissime, anzi direi tutte le associazioni, anche perché noi non dimentichiamolo, dipendiamo da una quota annuale che non è una tassa, cioè non è una cosa dovuta, deve essere conquistata con una quota volontaria, per cui certo. deve essere riconosciuto un bel lavoro, e insomma avete più di 400 soci, quindi immagino che siano in tanti ad apprezzare il lavoro che fate. Speriamo. Grazie a Mattia Boschelli, Grazie direttore a te, di Federalberghi Garda Veneto, per essere stato con noi, averci portato degli aggiornamenti importanti che riguardano questa parte importantissima del nostro territorio dal punto di vista turistico, ambientale e non solo, e sicuramente ci vedremo a breve, perché ci sono continui aggiornamenti che vi riguardano. Ah sì, ne sono convinto. Grazie Matteo, grazie a tutti. Questa puntata speciale di Squadra che Vince dedicata alle associazioni di categoria termina qui, ci vediamo alla prossima. E questa era l'intervista al direttore di Federalberghi Garda Veneto, Mattia Boschelli, che ha fatto un punto un po' sulla stagione turistica del lago di Garda, ma non solo, insomma, come abbiamo sentito. Con questo si chiude l'appuntamento di oggi con Squadra che Vince. Di nuovo vi lancio l'invito per la puntata speciale di domani, l'ultimo appuntamento di questa edizione 2023 della settimana veronese della finanza, e quindi di nuovo un buon proseguimento con Radio Adige TV e una buona serata.